Dopo la chiusura ufficiale delle indagini preliminari per l'inquinamento ambientale da PFAS in 2 gallerie della Pedemontana Veneta, il lavoro della Procura del Tribunale di Vicenza prosegue. Sono in corso ulteriori approfondimenti legati alla realizzazione delle opere per definire con chiarezza le responsabilità gestionali dei 12 indagati. Va stabilita la filiera decisionale tra gli organi dell'amministrazione del Consorzio SIS e della SPV SPA e i rispettivi responsabili tecnici e direttori di cantiere. Tutti dovranno rispondere a vario titolo dell'accusa di aver contaminato i terreni con una dose di accelerante chimico derivato dai PFAS oltre i limiti di legge. L'acido perfluorobutanoico in questione, non essendo stato poi bonificato dai terreni, ha contaminato le acque. Oltre alla galleria di Malo nel tratto di attraversamento nel comune di Castel Gomberto, l'altro sito incriminato è quello della galleria di Sant'Urbano a Montecchio Maggiore. Rabbia per quanto accaduto espressa dal sindaco. Un po' di rabbia l'abbiamo perché non posso dire il contrario. Da Presidente del Consorzio 2014 entro a fare parte di questa struttura da Presidente e sempre abbiamo lavorato per questa famigerata sostanza per cercare di mitigarla. Abbiamo presentato anche dei progetti importanti per portare l'acqua dall'Eb fino qua a Brendola, perché appunto sappiamo benissimo che questa inquinante non è facile da debellare ed è molto resistente nell'acqua. Abbiamo carbone atuni e quant'altro che abbiamo messo in essere perché i nostri cittadini abbiano l'acqua che sia potabile, però la rabbia penso è anche la perplessità da parte dei nostri cittadini, anche se tentiamo in tutte le maniere di sì, rassicurarli e quant'altro, però credo ci sia.